non è che era picciottietta, non è che paremmo nascere ieri. E paremmo, fece mezzanotte che no, che sai notere quanto fece per tutte noi che vi senziamo. Assai dovete parere, assai. Oh, è un sogno che ha per contare per tutti in dominazione che nasce fuori, che già li sappiamo tutti, e che ha passato tutto. Cuzzetti che sai, cuzzetti che picca, e tutti ne lasciano qualche cosuzza per creare chi da me è la città più bella del mondo, e siamo tutti d'accordo, no? Sì. Già tanti e tanti secoli fa, nell'assa scritto Muscioli, che si chiudeva a Milano, a Firenze o a Bologna, si faceva un pantano, c'era fango a tutte le bagne, mentre Palermo aveva delle bellissime strade insanciate, una città che ti confondeva e poi ti tratteneva, una città tutta poeta, chi i palazzi aute, chi i mercati più grossi di tutte, e con cupole non ne è. Una città china riaibo dell'arancia e delle meuna, una conca ruaro che era vero ruaro. Palermo, città bellissima, fatta di cavalli e carrozze, non i ricchi erano sempre più ricchi e i poveri erano sempre più spaesati. E poi a un certo punto, nel Medioevo, Palermo diventò pure un puntante. Un flusso lo beata, volesse, ma diventò pure un puntante. Domani che il 7 con noi già un primo sole, aveva diventato una sciata luanga, chiana, china, ne vai che vai cozza. E tutti si vai cozza e ne portavano non so che è. Spezie pregiate, vino, frumento, frutta, olio, ma dalle a tinniteggiare bombole di tutti i colori. Palermo era una città dove si mercanziavano non so che è, ma soprattutto si mercanziavano idee e arti, cose che fanno diventare una città vera bella. E in Palermo arrivavano cristiani di tutto il mondo, e come arrivavano poi ognuno parlava la sua lingua. O poi tu ne Palermo si parlavano 100 lingue e i cristiani si capivano tutte, sempre. Palermo pari a Babele. I palazzi diventavano sempre più avuti, i mercati sempre più chine, l'arancia era lì più grossa. In Palermo si mangiava e si geliava. I ricchi, per dire, ne segnavano al teatro. I più spaitati invece scendevano in mezza strada e giravano con sua cucchiera. E poi, tutte voi che siete cavolo in mezza strada, come a mia, siete segno che hanno questa città, io cosa non è che canciano così velocemente. Poi a un certo punto Palermo diventò una città vero importante, vero rossa. Nel Medioevo contava che sei di 100.000 cristiani. Una città che come tutti quelli che crescono si sentono quando si possono toccare. Palermo si sentiva invincibile. Palermo si sentiva che non poteva toccare nulla. E invece yeah. Non mi aspettava questa voce. Poi ti chiedevano che era, non era io. Poi ti chiedevo che era un fumo, un malotanfo, un puntino a qualche ballano cuoco. E sbaglio c'è fu. Io a piazza sogno. Io la trovavo qua, un paliero. Arrivare fu facile, non è che fu difficile. Io sempre la stessa cosa faccio. A chiamo un capo la varca e non arriva a gratis. E questa varca china di spezie, di tesori.
poi stava pure a mia. C'era pure io in mezzo a questo carro. Non ci fosse niente. Come arrivavo poi tu? Già un mezzo macchia l'aveva fatto. Come tutti questi marinai scennero la vecchia. E i cristiani ci pareva che si avevano sentito male a mare. E invece no! Erano tutti malati. E tutti questi gente malati poi davano la mercanzia dentro ai malasieni. E i malasieni sentirono, sai? Ma da piazza! Non giro di niente, mi picchiamo una città di mercati e la fece a diventare una città di campane. Tutti i piazze vacanti, tutti i finestrune chiuse, tutte chiese sigillate. In Palermo i magi non avevano più lacrime quando piangevano e i padri erano da a restare all'occupe, non sapevano più che dire. I ricchi e i poveri che se andavano a teatro per ridere ora erano tutti gli stessi, ma tutti uguali, tutti via! E fu troppo tardi quando si ancora che era io a farle muovere. Palermo, città del rifugio, finalmente senza Dio! Perché in Palermo si fa tutto per raccomandazione, e pure tanto fa così. Perché tutti sapevano che Maometto Calavà, che veniva a Casovacca di Tunisi, aveva mia come carico. Ma un viceré, Emanuele Filiberto, si fece convincere di cose ruore, di piccole, di cose rosse, e fece passare a Maometto Calavà con tutta la pezza. In Palermo funziona sempre tutta questa gelatà di piccole e raccomandazioni. I dottori non sapevano più come fare. I genti andavano morendo, c'era chi tentava di scappare, ma era sempre più veloce. Io sogno a Piazza! Palermo è mia e non mi può toccare! Ma proprio quando la nottata si fece più nuvola, che più scuro in mezzo a notte un po' fare, in Palermo sentise fare un nome sempre più forte. Tutti i gente di Palermo abbagnavano Rosalia! Rosalia! Ospedale di Palermo arrivò una cristiana ricimina. Si chiamava Girona Malagattuta. La febbre si stava mangiando. La bocca secca. I mano cacciavano. A un certo punto si girò vita una monaca e ci disse: ma adesso un po' d'acqua. Ma da monaca non era una monaca. Se ci appoggiò che ci disse: figami non ti scandare, che questa cosa a te, questa malattia non te dura assai. Come esce il suo ospedale, a chiana a Monte Pedderino a piedi e ti passano tutte cose. E girò la mano, ne uscì l'ospedale. Però non fu parola, io già chiaro a Monte Pedderino. Però già chiaro all'aria, ma fu casino. Io non c'è. E si scantò. Girò la mazzolata, si scantò e con tutta la malattia che stava mangiando si innacchiano appena insieme a Monte Pedderino. E come arrivò il santuario Monte Teresinte, si vide una goccia d'acqua benedetta, la grotta miracolosa, e ci passarono tutte cose. Era stanca Girolamo. E si addomisciò in la grotta e ci accompagnò una bella figlia china di luce, con un vestito bianco e azzurro che ci disse: figlia mia, non ti scantare, che ora sei sana,
si girò e ci accompagnavamo già picciolata, però questa volta vissuta come una poveria. E ci faceva segno, un dito. Ci stava domandando di scavare proprio a danno, non noi lo puntava. Per trovare la giovatura più preziosa di tutte. L'ossa di Rosalia se ne batte. Ossa bianche, bianche e ciavolo di giura. La voce cominciò a ferrare. Tutti i palermitani cominciarono a chiamare a Montepetterino. Santa Rosalia aveva fuori in quella che chiamavano e scendevano dalla sua casa. E Santa Rosalia si piava e rideva. Sacchiana, montagne, montagne, state e satuzze per 4 chilometri, insieme a quando si arriva al santuario più bello che c'è nel suo mondo. E mentre Sacchiana, Palermo si va spugliando e si fa bere tutta a piedi per com'è. Un mare è una bagna e un centro all'altra. L'ossa di Santa Rosalia furono buttate all'arcivescovo Giannettino Doria, che però era santo di Maimaro con sura e non ci voleva siete. Voleva la sicurezza che la storia era vera, perché la storia di Girolamo non ci credeva. E intanto un Palermo morivano sempre più cristiani. Ne morivano così assai che un povero saponare, Vincenzo Bonelli, con cuore rotto di dolore perché ci abbiamo venuta la moglie, ha chiamato lui da Montepetterino, sai? Però perché cari, sai? Un buon camparecchio. Eppure io ci accompagno una bella picciotta che ci disse fine. Che sta facendo? Confessate con me mentre scendiamo insieme alla nave grotta. E soprattutto la riccia all'arcivescovo Doria, che il saxore è vera, che l'ossa sono mie. E per liberare questa città la piazza la portare in giù. Vincenzo Scennino si confessò. Ci parlò con l'arcivescovo e ci disse: vede che devo me ne portare questo San Giovanni perché morisse la Santuzza. E come finì a parlare, bah! Morivo. E tu ne sono scantori, allora è vero. E finalmente vicinesse la vostra la Santuzza. E finalmente Santa Rosalia lassò la montagna sacra e cominciò a camminare state e satuzze in Palermo. E finalmente, dopo tanto tempo, Palermo fu liberata da pezza maledetta! Nel 1625 Palermo la sua Santuzza andava a Socchio. Ogni anno a luglio Palermo aveva la febbre. Ma non la febbre alla pizza, la febbre amore. Tutta la città si trasforma in altare e teatro per quel che è. Pure i coristi che vanno, passando, cacciamene la febbre pure io, però non capiscono niente. E tutti insieme la cantiamo a Santa Rosalia. Ed è così che cominciò il festino. Uno unito che però non sapeva tutto il significato di questa città. Il sacro, il miracolo, il furore dei devoti, i luci, i canzoni. Un canto che sfila un palazzo reale insieme al mare. C'è gente che balla, che ride, che si abbrazza, che si mangia e barba luce, che si gira le cavuce, che si acchiude, si pensa e luce e qui la mare a cavallo. Ucciede, finalmente si adduma, come se fossero tanta gente che ballano quando partono i giochi di fuoco e pam 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 pam, rosso, giallo, verde e arancio. Aspettiamo la mascolata finale. Palermo per una nottata a diventare questa città invincibile.
invincibile quando arrivavano i navichini che erano oro. Palermo per una nottata si sente arriere invincibile, Palermo a diventare arriere felicissimo. E un fissino ogni anno, ne ricorda che questa città è ancora viva. E a Maccatella, però è viva. E allora io ci pensavo e ci pensavo ancora e dissi, Santa Rosalia non è che è solo a Santa Miracolo della Pienza, ma Santa Rosalia è la santa di tutte le nostre palermitane, di chi è vicino e di chi è lontano. E io so che siamo assai stagnati perché già ne parliamo, ma io questo conto ci volesse dedicare a tutte le nostre figlie che siamo lontani di questo questo, e ne portiamo la santuzza al cuore. A tutti i figli che come a me a un certo punto se ne erano che ha speranza e un desiderio di ritornare a casa. Eppure a tutti i figli che come se ne erano in Palermo a cominciare a scottilla. No, io in Palermo non ci do in occhio, a me a Palermo non ha bene vecchio. Ma la verità è che questa città aspetta a tutte voi, a me e a te. Santa Rosalia viaggia con tutte le nuove, arriva anzi nei campi l'Australia dove tante rinnovate travagliano. Cerca di tagliare fuori, di finire appannate nell'autobus della Germania quando c'è figlio. S'assietta davanti al computer dell'America, scinni 5 piani sotto terra per picchiare la metropolitana a Londra. Cerca il riparo quando botta le sale come sempre in Irlanda. E soprattutto cerca a casa nell'Interno Sole di Milano. Santa Rosalia ha orato le tutte le altre ogni volta che dicevo io sogno in Palermo. Aspetta, ma Santa Rosalia è un gruppo neganna ruazza, da cosa che è qua. Ogni volta che diciamo papà e ti dice figlio mio, accattavo un litro di sangue siciliano, o meno che ne non siamo ogni volta che trovano. E tutte le volte che mi immagini mi dice vieni da Romagna, Alberto Angela parla di Palermo, poi vedete non mi trai lei. Perché la verità è che tende poi per un capo comune, ma tu resti sempre un palermitano. Santa Rosalia è la santa ricordienza, le cose in Navale e tu come adesso tu in Navale. Ma soprattutto questo punto ci voglio dedicare a tutti i piccini che stanno crescendo con noi da fuori, che sono lontane le tutte e tutte, ma stanno crescendo come palermitani chi scagliona! Santa Rosalia è cuore, è casa per tutti noi. E allora per finire questa seratina io vi dico e ne palermitano con una bagna con mia! Non te che è una parenza mia! E ogni passo e ogni via! E ne scansa di porteria!
Io ne voglio approfittare intanto per dire grazie a Rossella e Gabriele che mi hanno accompagnato anche stavolta. Ci andiamo muovendo, prima a Piazza Bologna, poi siamo qua. Grazie ovviamente a Maurizio che ci sta ospitando, grazie per aver organizzato questa bellissima manifestazione. E ci tengo a dire soltanto due cose, giusto per chiudere. La prima è che io ho indegnamente indossato gli abiti della peste, stavolta con sta maschera e sto velo, ma la verità è che l'ultimo uomo ad aver attraversato il Cassaro vestito da peste in maniera più che esemplare è stato Maurizio Bologna, che io non conoscevo personalmente. Ho indegnamente imitato e sostituito stasera, ma il ricordo ovviamente del giorno del festino va a lui. La seconda cosa è per me importantissima, è che io ho appena chiuso il culto parlando dei nostri figli che stanno crescendo fuori, che stanno crescendo come palermitani, ma ai nostri figli dobbiamo non solo insegnare il valore della Sicilia e del siciliano come lingua, ma anche fare capire quello che sta succedendo in giro per il mondo. Perché mentre i miei figli sono qua molto tranquilli, a centinaia ne vengono uccisi in Palestina ogni giorno in maniera brutale, assolutamente brutale. Per cui conservare e tramandare è sacrosanto, ma insegniamo ai nostri figli il valore vero delle cose. Tutti i bombe sono bombe e i cognome sono cognosi. Grazie. Bravissimi!